Barbara Degani, sottosegretario all'ambiente, la presidenta della provincia di Padova avrebbe dovuto passare a lei, Roberto Marcato, invece pare che la palla passi a Mirko Patron. Un suo commento. Ma io questa notizia l'ho appresa dai giornali, l'ho appresa dalla televisione perché, come è poi sempre un po' nello stile della Presidente Degani, la comunicazione avviene non direttamente ma attraverso i giornali. Insomma, trovo un po' discutibile anche lo stile in questo caso. La mia considerazione è la seguente: lei questa mattina sui giornali dice che ha fatto tutte le comunicazioni del caso. La prima, a me non è stato comunicato nulla e sono il diretto interessato. Delle due l'una, o lei dice una balla e insomma, iniziare proprio come dire, il suo ruolo di sottosegretario in una balla non mi sembra molto elegante. Se invece dice la verità e quindi lei ha parlato con qualcuno, non capisco a chi si riferisca, non voglio pensare che sia qualche leghista che accetta di vedere come dire, depauperata la Lega in provincia quando abbiamo Massimo Bitonci, un leghista per la prima volta candidato al Comune di Padova, perché se così fosse questa gente va cacciata dal partito. Per cui insomma, va fatta un po' di chiarezza, dopodiché sa, di fronte alla crisi, di fronte agli imprenditori che si ammazzano, di fronte agli operai che non hanno un futuro, che non hanno un lavoro, che il vicepresidente della provincia sia marcato o meno, non interessa a nessuno. Ripeto, è una questione di correttezza istituzionale e di stile, tutto qua. Dopodiché deciderà la politica, ovviamente la Lega su questo avrà una reazione e vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà.